dell'associazione, del comitato, e andiamo a preparare questo tipo di impegno. Lui, guardate, portate pazienza, non è uno che è abituato a parlare per radio, tirare la bocca, bestemmiare, è un bravo ragazzo, non è come lui. È figlio di popolo perché parla e fa operatore. Vediamo cosa riesce a dire, guardate che è la prima volta che me lo ricordo di mano, non sono abituato a farne, non sono istintivo, però essendoci in mezzo alla medicina, avendo dedicato la gioventù a studiare così a medicina, un attimo vedo come vedo attualmente proprio con mano come vanno le cose nella sanità in Italia. Sono senz'altro dei grossi interessi che vengono nascosti, vengono mascherati, ci sono dei grossi personaggi che senz'altro fanno di tutto perché le cose vadano in un certo modo. Gente che soffre, vedo sicuramente, ne vedo gli effetti devastanti della chemioterapia, di altri tipi di terapie così invasive, soppressive, ecco. Allora penso che questo lavorando insieme, cioè deve essere, adesso è un inizio, però dovrebbe essere una cosa che continua. Spero che dopo ci siano anche altre persone competenti, altri medici, altri professori che cooperino con questa associazione per cercare di modificare un attimo le cose, come fare andare un po' meglio di come sono sempre andate. È chiaro che per fare questo ci vuole l'appoggio di tutte le persone, di tutta la gente. E deve essere una cosa che non muore, che non finisce, diciamo, subito, ma deve essere una cosa che continua nel tempo. Ecco, solo così la cosa può espandersi a macchia d'olio, si possono fare delle constatazioni dell'efficacia di certi trattamenti, diciamo, alternativi e un attimo rendere coscienti anche altri medici, anche altri addetti al lavoro, rendere prodotti di queste tecniche alternative e così cominciare a incidere un attimo su quello che in modo diverso da come è sempre stato impostato il discorso sanitario. Però il fatto non si deve fermarsi al problema salute, ma importante è anche il problema ambiente, il problema inquinamento, che è molto importante. Cioè, il problema salute penso che sia solo un sintomo di una società, di una impostazione che è malata, che è malata alla base. Cioè una società basata su quello che è gli interessi, cioè c'è arrivismo dappertutto, c'è correre per arrivare prima dell'altro, addirittura c'è invidia del posto di lavoro. Penso che le cose devono cambiare a questo punto e allora si può fare un discorso di solidarietà e allora si può incidere sul tipo di vita
Santa Strada ha il posto garantito, quindi 14 ore al giorno, 500.000 lire al mese, fra 3 anni 525.000 lire al mese, 12 anni 625.000 lire, quindi le cose sono fatte così. Noi vediamo una prospettiva nuova, però per questa prospettiva nuova non ci vuole solo le buone intenzioni, ci vuole tutto il nostro lavoro messo insieme. Io vi chiedo, qua davanti a lui, siamo disposti a dare la nostra solidarietà seria? Qualcuno ha dei dubbi su questa faccia, lo vedete, è così, Lo invitiamo subito, aspettiamo qualche anno e tiriamo il collo. È un po' emozionato, dai. Spero che abbiate capito chi è e su queste basi andiamo a costruire l'associazione, ci capiamo. Bene, grazie Elio. Ho voluto tutti i corsi che venisse qui perché la cosa migliore è che voi, il popolo, veda e tocchi con la mano chi è questo medico che fa questa strada. Sei solo! Ecco, brava Gina, brava Paoli. Saltiamo e mangiamo il secondo. Voglio qui Ennio, Malatesta e Dino, per favore. Venite qua, questi sono quelli dell'Aris che vengono al sabato. Ci saranno solo a volte per perché finora li avete sentiti per radio, sono venuti a qualche cena, stavolta avete scavesso la gamba. E allora adesso parleranno loro perché Ennio l'avrete visto anche su qualche giornale nazionale. Io, il mio famoso, hanno pubblicato solo sul Mattino Presentino, Antonio Tiziano. Invece Ennio è quello che è partito per primo, è quello che... Adesso te fai a capo. Allora scherzi a parte. Lui, se siete qui, guardate bene, siete con me, ma non è per scherzo. Noi continuiamo ogni sabato a ripetere queste cose all'infinito. Queste persone hanno rimesso la famiglia e tante altre cose. E io la fermi. Questa roba dell'Aris, parlando di gente, è una cosa molto seria, perché in Italia ci sono non so quante sette distruttive. Dobbiamo fare i conti con queste cose qua. Do la parola a Regno e anche a Dio che lo scrivono loro. Io sono Marchetta e diciamo che per primo sono partito da combattere questa nuova malattia. È una malattia molto grave che io penso, suppongo che comunque più di voi non conosca effettivamente. È una malattia che ha portato veramente dei grandi danni al tessuto sociale. I danni li ho riscontrati personalmente con la mia famiglia, ma non solo io, anche che sono io dicevo, perdendo la famiglia. Ma come si fa in questo caso a perdere una famiglia? Semplicemente praticando il lavaggio del cervello. Questo problema, che sembra così lontano dalla nostra realtà che noi tocchiamo ogni giorno, è un problema purtroppo che sta dilagando in modo spaventoso nella nostra società. È un problema purtroppo che non riusciamo a fermare perché non abbiamo l'appoggio di nessuna parte dei governanti né delle pubbliche istituzioni pubbliche. Noi combattiamo quindi in proprio con l'aiuto appunto di Franco e non molte altre persone. Purtroppo la corruzione nata da queste organizzazioni è tale che riescono a trasformare tutto, anche la più lampante realtà. Con la nostra opera abbiamo così denunciato e fatto iniziare un grossissimo processo a Milano con 76 persone accusate che sono sul banco degli imputati. Adesso naturalmente abbiamo saputo domenica scorsa che con un giro che non vi so spiegare come tentano di bloccare il processo, addirittura di farlo annullare.
la corruzione e le porcherie che avvengono a livello governativo sono tali che tutti noi presto saremo in prima linea. Io voglio dirvi una cosa sola molto importante e vi prego di riflettere su quello che sto dicendo. Io e questo signore e qualche altro abbiamo perso la famiglia, ma noi in questo momento non abbiamo più nulla da perdere. Quelli che hanno da perdere qualcosa siete voi che avete la famiglia, che avete i figli, che avete le mogli e i mariti, e che voi siete le prossime vittime, le vittime imminenti di questo dilagare. Attenzione che non è meno pericoloso dell'AIDS e della droga, perché ha gli stessi effetti della droga e gli stessi devastanti effetti dell'AIDS. Non sottovalutatelo come è stato fatto in passato con la droga. Adesso stiamo piangendo più o meno tutti. Non sottovalutatelo. Siamo ancora in tempo a fermarlo quando lo vogliamo o quando lo ripeto come più. Ma pensateci molto bene, perché il vostro futuro, di questi figli che tenete adesso in questo momento sulle ginocchia, che avete partorito, soprattutto le madri, con tanto dolore, pensate al loro futuro. Non solo averli messi al mondo, ma soprattutto il proteggere, il dare un futuro pulito